ci aspettiamo un'altra bella partita. Oltre all'avvicendamento delle squadre abbiamo l'avvicendamento ovviamente sui palchi, sulle tribune, degli spettatori. Siamo alla seconda partita della giornata di oggi, venerdì 16 maggio, qui dal Pattinodromo di Legnaro per le nazionali italiane Under 14. Ecco le prime due linee delle rispettive squadre che si apprestano a dispiegarsi sul campo. Scambio delle porte, abbiamo l'11 e il 30 e i due portieri rispettivi delle rispettive squadre, tutti e due significativi, direi, in termini figurativi, se così mi potete concedere il commento. E ho detto tutto. Qualche ritocco sulle balaustre da parte del controllo dei direttori di gara. Solerte puntuale. Ti rilascio. Vai su tu. Eccoci. Parte questa seconda partita della giornata. Alcune puntualizzazioni tra i direttori di gara e lo staff tecnico. Siamo allineati, via, partita. Ingaggio con il pack in mano all'Empoli. Il numero 87 che controlla il pack. Siamo dietro porta della zona Empoli. Il 22 che tenta l'uscita con passaggio verso il 4 che controlla il disco. Ha riconquistato il pack da parte dell'Asiago. Apertura verso il 9 in alto, controllo ancora del disco da parte degli Asiago che tenta l'apertura verso il compagno il 10 laterale, non aggancia il disco, comunque riescono a controllarlo. Il numero 13 dell'Empoli in modo insidioso si infila intercettando il pack e tenta girandosi su se stesso un tiro al portiere dei Vipers al 30 che non preoccupa assolutamente, che lo vede attento, insomma. Eccoci di nuovo. Vediamo di nuovo l'Empoli in contrattacco con un tiro da fuori sempre del numero 13. Risalita veloce con tiro laterale ben assestato del numero 16 dell'Asiago Vipers che rimbalza sulla balaustra, porta il disco a fondo campo, riconcede ai Vipers il controllo del pack che risalgono, sono di nuovo dietro porta nella zona Empoli. 16 che tenta il tiro da fuori, imparato dai gambali del portiere dell'Empoli, contrasto in balaustra. 8 che di rimbalzo rimanda verso la metà del proprio campo e concede ovviamente al 16 di entrare in profondità con un servizio al centro per cercare l'apertura e il tiro da parte dell'8 che non riesce, viene intercettato il pack dall'Empoli. 87, 22 e 94 che ricontrollano il gioco e tentano la salita, ma è intercettato dal 14.
14 che conquista il disco in una fase di salita che trova potenzialmente sguarnita la difesa dell'Empoli, ma che riesce a reagire. Di nuovo controllo del disco da parte del numero 16 dell'Asiago Vipers. Si porta dietro porta, permette ai propri compagni di riposizionarsi. Servizio laterale buono nelle intenzioni, poi viene leggermente intercettato dall'Empoli, ma viene ricontrollato. Empoli che torna al possesso disco, contrastato dal numero 18 che arriva in entrata. 18-11 che affondano con un bel tiro centrale alto verso la porta dell'Empoli. Servizio del 15, buon servizio del 15 che non trova il proprio compagno pronto ad affondare nello specchio della porta dell'Empoli. L'Empoli che risale velocemente, un 87 con 13 che con 1-2 portano il primo gol alla rete dell'Asiago Vipers. Quindi Empoli 1, Asiago Vipers 0. Siamo a 3 minuti e 30 secondi dall'inizio del primo tempo. Ingaggio con rimessa centrale del disco. Possesso pack da parte dell'Empoli che rispedisce a fondo campo, fortemente contrastato dagli Asiago Vipers. Cerca di mantenere il controllo l'Empoli. Tenta di non far uscire assolutamente la squadra, l'Asiago con un pressing importante tra dietro porta e la prima linea della squadra. Ne hanno ragione sul pack che viene conquistato dagli Asiago Vipers. Riaprono il gioco rimpostandolo con una veloce ascesa del numero 10, ma che viene intercettato dall'87. Il 13 in affondo davanti al portiere in solitudine tenta, il portiere dei Vipers reagisce prontamente. L'azione di per sé è insidiosa dal punto di vista strategico in particolare. Insiste l'Asiago con il numero 9 che gira dietro porta, cerca i propri compagni liberi, ma viene riconquistato il pack da parte del numero 87 che controlla il gioco. Pressing importante del 19 e del 9 su il giocatore che a forza di difendere passa al 10 il proprio compagno di squadra, poi di nuovo al 22 tentano di uscire da un angolo. L'87 che cerca di controllare il pack, intercettato dal numero 9 della Asiago Vipers, ma di rimbalzo il 22 intercetta. Si è portato pericolosamente all'incrocio dei pali in basso il 10, ma non ottiene il pareggio sperato, ma insiste. Vedete che insiste in modo importante. Se non altro viene mantenuto il controllo del pack da parte dell'Asiago, che tenta in velocità, diciamo, la risalita verso lo specchio della porta avversaria. Passaggio sbagliato del 13 che offre un po' il fianco al contrattacco dei Vipers che stanno facendo un pressing importante. Preferiscono riaprire il gioco verso il proprio lato di campo, rimpostare il contrattacco.
Ottima azione del 16 che cerca con un assist sull'8 di assestare il primo gol, ma salvato dai gambali del portiere numero 11 dell'Empoli. La difesa dell'Empoli devia un disco che sarebbe finito, diciamo, in gestione sotto porta. Viene intercettato il disco dal numero 22 dell'Asiago che velocemente difende e cerca di mantenere il controllo del pack. Passaggio sbagliato che concede all'Asiago il controllo del pack. Ancora sta bersagliando abbastanza l'Empoli, che se ne sta uscendo adesso dall'angolo con il numero 13 che in assist col 22 cercano ovviamente con un'azione incisiva di trovare l'apertura nella porta dell'Asiago. All'ingaggio abbiamo entrambe le squadre che ricorrono il pack, che alla fine se lo aggiudica l'Asiago Vipers e sta controllando. (18 su 10), 10 su 4, che perde però il disco intercettato dall'87 dell'Empoli, che perde di nuovo il pack. Abbiamo però il 4 che riesce a intercettarlo, poi entrambi subiscono uno scontro con l'atleta dell'Empoli, il 94 che prova a salire, tiro laterale, debole, prontamente parato dal 30, in discesa il numero 9 che velocemente si porta sempre con un assist verso il proprio compagno 18 e che cerca ovviamente la parte sguarnita della porta. Di nuovo insistono, servizio centrale del 9 sul 18 che non riesce, intercettato prima dal portiere, 10 in servizio, 87 che devia. Abbiamo di nuovo 9 su 18 che cercano passaggio, assist del 9 sul 18 che non aggancia e non riesce quindi a realizzare. Il 13 che cerca di controllare il disco, lo perde rischiosamente davanti a porta, lo porta via il numero 13 che con un tiro alto cerca di distrarre, di portare un po', di stemperare la tensione e il pressing, diciamo, che l'Asiago sta fortemente portando avanti verso la porta. Anche qui un servizio che il 10 non riesce a agganciare su assist del 4. Pack viene intercettato dall'87 che sale velocemente, cerca un passaggio col 13 ma viene intercettato dal numero 10 che apre sul 4 che sarebbe stato in buona posizione. 9 davanti alla porta, bel tiro che è una buona opportunità, e il 10 dell'Asiago che è in posizione ottimale, con un tiro ovviamente alzato in angolo all'incrocio dei pali, porta l'Asiago a recuperare il divario. Quindi Asiago 1, Empoli 1.
Abbiamo avuto il time out, rivede oltre diciamo al pareggio da parte dell'Asiago, i portieri si stanno riposizionando, il direttore di gara controllano che tabellone e staff tecnico sia pronto, via, si è ripartiti, disco è nell'area dell'Empoli. (94) che cerca di dribblare due giocatori. Abbiamo adesso un momento, di 2 minuti dati al numero 11. E vede il power play per l'Empoli. Intercettato il pack del numero 13 che sale velocemente, come vedete, dell'Empoli. Pardon, il 22. Scivola al 22 con possibilità di recupero da parte del 4 che in modo insidioso tenta di conquistare il pack. E buon palleggio davanti porta del 9 del 4 dell'Asiago in contropiede verso l'avversaria, che comunque non riesce al momento a realizzare di nuovo verso l'area dell'Asiago. L'Empoli che tenta di produrre, di controllare questo momento di superiorità. 13-94 si fa inciso davanti alla porta, ma viene brutalmente difesa dall'Asiago. Di nuovo l'Empoli che si posiziona dalla metà del campo a discesa. Ormai stanno scadendo i secondi che vedono il power play a favore dell'Empoli, infatti entra di nuovo il numero 11 dell'Asiago Vipers, inserendosi in pieno palleggio del power play, riportando la situazione in riequilibrio. Un disco che colpisce nella griglia direttamente il portiere dell'Empoli, che però non chiama la pausa. Il gioco continua con un ingaggio. Abbiamo di nuovo possesso di da parte della Jaguar Vipers, che tentano di nuovo con un'azione insidiosa di forare, ma il numero 13 dell'Empoli intercetta il disco, fa un affondo altrettanto insidioso. Empoli segna sempre all'incrocio dei pali in alto, buca al portiere del numero 30 dell'Asiago. Abbiamo Empoli 2, Asiago 1. Solo una precisazione che mi è venuta in mente ripensando un attimo ai roster, che come vi ho detto qui con l'avvicendamento vario di
atleti, roster, squadre e cambi tecnici non sempre è. Ricordo che Empoli-Imola in sostanza sono arrivati qui a queste finali con questa composizione, insomma, giusto per completezza e per gli atleti e per le squadre e per le città che rappresentano, insomma. Continuiamo a seguire uno scambio di palleggio 9-19, gli Asiago davanti alla porta dell'Empoli con un tiro laterale 19, alto il 9 che ritenta con il controllo del pack, passaggio 9-4, 4-10, mantengono in servizio il pack, sbaglia il 10 il passaggio, il 13 dell'Empoli riconquista il pack ma si inserisce di corsa al 9, il 9 che sul 19 fanno un buon passaggio ma non aggancia il 19 che era davanti al portiere con una buona possibilità, anche se forse era molto ravvicinato per riuscire a realizzare. Controllo da parte della difesa dell'Empoli col numero 10. Il rilancio con affondo del numero 9 che dribbla la difesa dell'Empoli ma trova pronto il portiere a ricevere. Abbiamo un cambio di linea importante da parte dell'Asiago e al momento fermi così sull'Empoli. Intervento di asciugatura urgente nella zona porta dell'Empoli. Pronti al gioco. Controllo del pack da parte dell'Empoli, sempre assediato. Abbiamo di nuovo il pack dietro porta dell'Asiago che tenta un'apertura verso l'alto, non ben riuscito. Al momento il controllo rimane da parte dell'Empoli che tenta una discesa, un servizio, l'87 che gira intorno porta, cerca i compagni al centro del campo ma il passaggio trova la pronta reazione dell'Asiago che in contropiede si porta di nuovo nella zona rischiosa per l'Empoli, viene molto combattuto l'8 che si trova da solo di fronte alla porta, quindi tiro di nuovo potente anche del 16 e che trova sempre il numero 11 dell'Empoli pronto a difendere e ricevere questa sequenza di tiri insidiosi dell'Asiago sull'Empoli. Siamo di nuovo all'ingaggio, eccoli qua i ragazzi che si contendono in balaustra il disco. Al momento il 13 su 22 ma intercetta l'Asiago con il numero 11 che scende velocemente, trova la difesa aperta, tenta il tiro centrale parato da sempre il portiere dell'Empoli che anche numericamente sta subendo sicuramente molti tiri da parte dell'Asiago. Direi che siamo ancora in una fase
dove il pressing del gioco rimane e il ritmo diciamo rimane sicuramente ancora bello sostenuto. Vi ricordo che siamo a 17 minuti dall'inizio del primo tempo qui dal patinodromo di Legnaro, in quel di Padova, e che vede l'Empoli a 2 e l'Asiago a 1. Vediamo qualche movimento strategico in casa Asiago. Numero 10 che serve il numero 9, che si porta in fascia laterale in attacco, cerca di dribblare, passa al 18 che serve al 4 con un tiro forte da fuori area. Time out Asiago. Abbiamo un attimo di consultazioni al banco tecnico qui tra i direttori di gara e tutto il controllo della situazione. Era stato chiamato anche un time out. Adesso vediamo cosa è successo e che cosa ne viene fuori. Sicuramente l'uno e l'altro. Vi ricordo sempre che siamo qui al patinodromo di Legnaro per le nazionali italiane, oggi under 14. Dopo la consulta riparte il gioco. Abbiamo di nuovo in campo le due squadre. Pack conquistato dall'Asiago. Si porta dietro porta, adesso rimposta al contrattacco dai propri giocatori. Passaggio in alto che viene intercettato prima da l'Empoli, poi dall'Asiago. L'Asiago che tenta un tiro da fuori, non avendo poi copertura del proprio compagno. Di nuovo riconquista il disco. Abbiamo un po' di parapiglia in area dove si combatte per la conquista del pack. Di nuovo abbiamo il numero 9 insidioso verso la porta dell'Empoli, ai cui tiri cerca di resistere e resiste al momento il portiere dell'Empoli, numero 11. Balaustra molto frequentata al momento, sblocca la situazione un pack che sale verso l'area dell'Asiago ma che rimane ancora in mano loro. Siamo a una quarantina di secondi alla fine del primo tempo. Anche qui un 1-2 insidioso dell'Asiago che continua a fare molto pressing verso la porta avversaria.
Si tenta ancora l'affondo, siamo a una ventina di secondi, il numero 10 controlla il pack, trova solo l'87, sono in due davanti alla porta e infatti il 9 in assist sul 10 portano l'Asiago a trovare il pareggio a pochi secondi, a 10 secondi dalla fine del primo tempo. Quindi Asiago Vipers 2, Empoli Imola 2. Abbiamo pochissimi secondi di gioco che dovrebbero concedere alle squadre di riorganizzarsi e di rifiatare per andare al secondo tempo di questa partita al momento tirata. Avete sentito, ha suonato alla fine del primo tempo e quindi ricordo i punteggi: Asiago 2, Empoli 2. Ci risentiamo tra 5 minuti.
Eccoci qui per il secondo tempo della partita per le nazionali italiane under 14, qui da Patinodromo di Legnaro, in quel di Padova, Asiago Vipers e Empoli Imola. Partiti all'ingaggio, controllo disco dell'Empoli, poi di nuovo riconquista da parte dell'Asiago Vipers, il numero 19 che controlla il pack, rilancia verso la propria area di servizio, il 4 che sale velocemente, il servizio laterale al 10 su 9, una buona triangolazione che però viene controllata dall'Empoli. Tentativo di passaggio con rimbalzo sulla balaustra, intercettato dall'Empoli stesso. Abbiamo però un 1-2 dell'Asiago molto pericoloso, molto insidioso, ma il tiro alto del 9 ha portato fuori il tiro fuori dallo specchio dell'area. Siamo all'ingaggio. Questo è il pago, lo ricontrolla il numero 16 che fa il giro porta, si porta velocemente in area, insidioso, tiro alto centrale. Il disco rimane sotto controllo dell'Asiago Vipers, che rilancia verso l'area di pertinenza propria, tentano la salita, si incrociano i giocatori dell'Asiago con lo scambio del pack. La difesa dell'Empoli respinge un disco insidioso, ma questo non fa demordere l'Asiago che sta assediando la difesa dell'Empoli e tutta l'area. (13) che ferma il numero 16 in salita, non è sufficiente, ricontrolla il 22. Siamo in balaustra, due giocatori dell'Asiago che tentano di contrastare l'Empoli, in qualche modo rilancia sull'altro lato della porta il tiro. Pack in mano sulla stecca del 22. Abbiamo un cambio sulle linee dell'Asiago, ancora, anzi direi 3 cambi, li abbiamo fatti successivi uno dietro l'altro, vedo. Cambio effettuato, riparte il gioco, non aggancia il numero 4 per un passaggio sul 18 che era a centrocampo, 10 che mantiene il possesso disco, rilancia sull'11 che doveva agganciare e probabilmente fare un tiro centrale, non è riuscito. Abbiamo ancora siamo a 3 minuti e 30 dall'inizio del secondo tempo, quindi la partita è completamente aperta, perché ricordo come il punteggio di 2-2 rimette in discussione tutti gli equilibri e tutto è possibile, quindi direi partita tutta in salita e tutta da vedere. Abbiamo l'Asiago in contropiede, 9 che gira porta sicuramente su 4, ecco che controlla disco, che cerca il proprio compagno,
19 su 10, che apre sul 4, non trova nessuno dal suo lato, mantengono il pack l'Asiago. Intercetta il 94, ma che sbaglia il passaggio, troppo debole e corto per il suo compagno 22. Ricontrolla il numero 10 dell'Asiago, che serve al numero 4 un buon disco potenzialmente insidioso, ma troppo ravvicinato sul portiere 11 Spike dell'Empoli, che para prontamente anche questo contropiede. Abbiamo di nuovo il pack sotto controllo dal numero 16 d'Asiago, che trova fondamentalmente la strada un po' sguarnita sul lato sinistro del campo dell'Empoli. Non riesce a fare un 1-2 davanti a porta, tenta il lancio parato sempre da l'11 dell'Empoli. Siamo sempre ovviamente a uno squilibrio importante di numero tiri subiti in porta dall'Empoli rispetto all'Asiago. Siamo a quasi al doppio in sostanza. Abbiamo un fallo, steccata fondamentalmente dell'Empoli su un giocatore del Vipers, che ha sul 22, che si becca 2 minuti. Questo permette un power play a favore del Vipers. Situazione importante, delicata in questa fase, come detto prima, se non altro per il tipo di punteggio a cui siamo. Azzardano gli Empoli un affondo, data l'intercettazione del disco, verso l'area dei Vipers, che tornano in possesso del pack e adesso tentano ovviamente di nuovo tiro del numero 9 laterale sulla porta dell'Empoli, che resiste. Abbiamo un 9 su 19 che tentano 1-2, ancora intuito dal portiere Spike, che con un salvataggio importante resiste a questo attacco. Abbiamo un po' di cambi, qualche cambio sulla linea dell'Asiago. Siamo all'ingaggio. Strada tutta in salita ancora, ribadisco, una fase molto delicata per entrambe le squadre e sicuramente questi momenti, queste penalità non aiutano sicuramente. Di nuovo tiro del 4, ma un momento assai impegnativo per il numero 11, il portiere dell'Empoli Spike, fuori dubbio.
Si sta esaurendo il tempo della penalty per l'Empoli, che vedrà il rientro in campo del quarto giocatore. Eccolo il numero 22 che rientra prontamente in campo a cercare di dare manforte ai propri compagni su ovviamente una affondo del numero 9 con un buon controllo del pack. Insiste il pressing importante dell'Asiago nell'area dell'Empoli, che in questa fase, in questo momento, non dà respiro e tregua agli azzurri. Buona azione, bella azione del numero 10 dell'Asiago Vipers, ma che grazie a il numero 11, portiere dell'Empoli, salva ancora l'affondo. Vi ricordo che siamo a 7 minuti rotti, scusate, dall'inizio del secondo tempo, che vede Asiago Vipers 2, Empoli 2. Ricomincia la partita. Siamo in gaggio con possesso disco al momento dell'Empoli, che tenta di riportare il gioco sulla parte avversaria, ma balzi e rimbalzi. Abbiamo il 94 che sale con passaggio lungo sul 13, che fatica a controllare il pack, che comunque torna nell'area di pertinenza. Contrattacca sempre l'Asiago, che cerca di mantenere il pressing importante. L'Empoli sale velocemente, serve un buon servizio, 87 su 13, che non riesce davanti a porta dell'Asiago, diciamo concettualmente insidioso, ma fatto no. Di nuovo l'87 in possesso disco, tiro laterale prontamente parato dai gambali del portiere numero 30, Longhini direi, dell'Asiago. Ecco l'Asiago che riconquista il pack, sale velocemente con il numero 16 che scarta varie difese, tenta di trovare un'apertura sul 22 che non chiude. Abbiamo una steccata da parte del 22 che credo si prenderà i suoi 2 minuti e buonanotte. Come suol dirsi in tempo tecnico, abbiamo un time out anche chiamato dalle rispettive squadre. Siamo a 20 secondi dalla fine di questo time out richiamato da entrambe le squadre e abbiamo un po' di le squadre assiepate davanti ai propri allenatori per cercare di carpire al meglio le nuove strategie possibili per spostare, muovere
questo punteggio al momento inchiodato al 2-2. Qui dal pattinodromo di Legnaro, in quel di Padova, nazionali italiani under 14. Abbiamo Empoli e Asiago 2-2, ricordo. Pack combattuto, controllato dal 4 dell'Asiago che tenta, gli va in soccorso il suo compagno numero 10 che riesce a dribblare la difesa del 13 dell'Empoli. Comunque il disco finisce in balaustra, fondo campo lato Empoli, passaggio lungo che però non intercetta il numero 94, il numero 9 sul numero 11 tentano un 1-2 di buona intenzione ma che non si realizza. Gaggio. Pack ha combattuto in balaustra, ne esce il controllo. A favore dell'Empoli che ricontrolla il disco. Al momento la superiorità numerica, abbiamo un po' di parapiglia davanti a porta, 94-13, che non sta, diciamo, sortendo molti effetti. Vediamo un bel affondo del 9 che cerca di portarsi in area dell'Empoli, servizio sul 4 ma purtroppo non è intercettato. L'87 che va in affondo ma non ha appoggio, il 94 che non aggancia e quindi il disco non si riesce, non controlla disco, lo intercetta il 94. Vai, è rientrato il 22 che riequilibra a questo punto le sorte. 22 che entra laterale, tenta un tiro sul portiere, siamo di nuovo in parità numerica. Rimposta al gioco l'Empoli. Siamo sotto in balaustra, è caduto il giocatore ma niente di fatto. Di nuovo ripossesso il disco dei Vipers che affondano con il numero 9, sale velocemente verso centroporta, cerca in tiro, c'era comunque il suo compagno pronto ma evidentemente pressing importante. 9-4, tentano ovviamente, trovandosi in posizione di vantaggio, un 1-2 che non riesce. Qualche richiamo. Alla sicurezza qui nell'impianto, riparte con l'ingaggio, un ingaggio intercettato dal numero 13 ma poi disputa sull'8, il 94 che intercetta, siamo di nuovo in balaustra. Andiamo in Vipers, sempre in possesso, disco, tenta l'affondo il 16 di velocità, non gli riesce. La difesa con il 22 porta fuori il disco che torna però in area. 22 che intercetta di nuovo, ma come vedete scambio dei Vipers veloce.
con una buona reattività ancora dell'Empoli su situazioni anche di difficile gestione. Siamo in balaustra, qui direi che il ritmo è ancora bello frizzante. Siamo alla bellezza di 13 minuti rotti dall'inizio del secondo tempo. Abbiamo ancora un tempo abbastanza gestibile per sbloccare questa situazione, questo punteggio sul quale entrambe le squadre si sono assestate e che stanno chi difendendo, chi insistendo per riuscire a spostare, diciamo, i risultati. Interviene di punta il numero 4, come vedete, che scende velocemente, il tiro è alto, non impensierisce il portiere. Il controllo è ancora dell'Asiago Vipers con il numero 8. 16 che fa un bel tiro che di rimbalzo si alza e stava per essere gestito dal suo compagno di squadra, ma non riesce. Abbiamo il 13 in affondo con tiro da lontananza sul 30, pronto e parato. La difesa dell'Empoli resiste al contrattacco del numero 16, intercetta il pack il numero 9 che viene chiuso prontamente dalla difesa dell'Empoli. Disco che si ritrova in balaustra. Abbiamo un po' di tipica e bella azione di un 1-2 che non riesce, non trova la porta. Siamo a 5 minuti dalla fine di questo secondo tempo. Vi ricordo Asiago Vipers Empoli. Il punteggio attuale è di 2-2 qui dal pattinodromo di Legnaro, Padova, per i nazionali italiani under 14. Il gioco si fa serrato, estremamente serrato, con come vedete in diretta dalle ottime immagini dei colleghi che vedono con questo contrattacco il numero 13 dell'Empoli portare a casa il terzo gol, e l'Empoli si porta così in vantaggio a 4 minuti e 35 secondi dalla fine di questo secondo tempo. Come dicevo prima, situazione assai delicata del 2-2 che necessitava o necessita di uno sblocco o di una resistenza massima, insomma, ed è arrivato. Lo sblocco è arrivato, 4 minuti e 24 alla fine sono ancora molto lunghi, come ci siamo detti in più occasioni per quello che può succedere in uno sport così veloce come l'hockey inline, e quindi ancora tutto è possibile. La distanza non è assolutamente insormontabile, e accende ovviamente animi e gioco. Ecco infatti l'Asiago in pieno contrattacco che attacca e bombarda l'area dell'Empoli. Vediamo infatti in questo momento, in questa fase, il numero 14 che cerca apertura verso i propri compagni, aggancia al 16, il 16 cerca il tiro, viene deviato dal numero 10 della difesa. Cambio di linea da parte dei Vipers. Siamo all'ingaggio.
controllo di disco abbastanza ingarbugliato, se ne escono adesso. Buon gioco adesso i Vipers che aprono sotto porta con il 4 che sotto i gambali segna il gol all'Empoli. Abbiamo delle forti contestazioni, non riesco a capire perché. Sicuramente l'azione sembrerebbe pulita da vedere così, non so le contestazioni che stanno venendo fuori. Vediamo cosa decidono gli arbitri e la parte tecnica. Sciolte le polemiche, si ricomincia il gioco. Abbiamo il 4 che viene lasciato libero di salire da parte dell'Empoli, ma fa un tiro abbastanza scentrato che al momento non crea problemi. Ricordo che siamo a un 3-3 a 2 minuti e 48 alla fine di questa partita. Quindi ci ritroviamo in una situazione per certi aspetti di stallo e di equilibrio dall'altro. Il 4 che intercetta il disco, 4-10, il 10 che sbaglia, questo aggancio, questo assist del 4 sicuramente interessante, sicuramente determinante in questa fase. L'Empoli che resiste a tutti i costi. L'87 che tira avanti, viene intercettato il disco, viene fermato il gioco. Al momento il gioco riprende con una penalità di 2 minuti sul numero 10 dei Vipers e che vede in power play l'Asiago. Siamo a poco meno di 2 minuti dalla fine di questa prima partita. Ovviamente la situazione di parità apre scenari su questa gara sicuramente combattuta. Cerca il controllo l'Empoli, ricerca assolutamente di intercettare il disco l'Asiago per tentare un affondo verso la porta avversaria. Il 4 riesce a deviare il disco limitando dischi ben difesi dall'Asiago che si ritrova in contrattacco. Il 4 con 16, il servizio del 16 su 4 non riesce, anche se l'interessante di nuovo insiste sul 9.
L'Asiago sta affondando il più possibile, mancano 46 secondi alla fine di questa partita. Ovviamente gli animi si stanno accendendo. C'è un richiamo da parte. Time out dell'Asiago. Eccoci di nuovo qua dopo il time out. 46 secondi. Abbiamo un contrattacco importante, numero 9 che si porta di lato. Abbiamo uomo a terra, il numero 13. C'è stato per forza di nuovo il blocco del gioco. Nessuno. Non ci sono. Non ci sono situazioni particolari. C'è un uomo, un ragazzo, un atleta a terra, il gioco si ferma per quello, non ci sono penalità, anche se l'azione, se mai esistessero moviole in queste riprese, in questo sport, o perlomeno a questi livelli, forse si potrebbe vedere qualcosa di più, ma lascio agli spettatori e ai presenti, a seconda delle proprie parti, che non sono mai solo e sempre equilibrate, concedetemelo, di discernere se c'è stato un fallo potenziale o meno. Sta di fatto che gli arbitri, vista la situazione, mi pare che stiano decidendo di non dare dei falli, ma semplicemente di aver fermato gioco, perché l'uomo a terra come tale non si rialzava, è stato soccorso e di conseguenza comportava un fermo del gioco e una ripartenza. Siamo, come ho detto prima, ricordo, a 16 secondi dalla fine, alla fine del secondo tempo. Abbiamo la potenziale ripartenza del numero 10 dell'Asiago, che rientra in gioco e riequilibria. Ovviamente erano pochi secondi che non hanno concesso all'Asiago. È suonato anche il secondo tempo di questa partita, che si chiude in parità. Asiago Vipers 3, Empoli 3.
Bene signori, ci prendiamo un attimo di pausa, facciamo un overtime e poi vediamo. Sappiamo tutti che è una ruota dove si può vedere di tutto e dove tutti i fattori possono essere determinanti, compresa la tensione, compreso il gioco, compreso tutto, insomma, di questi atleti che, non dimentichiamoci, sono tutti ragazzi che sentono il peso di questo momento. Sicuramente bella partita, qui dal pattinodromo di Legnaro per le finali nazionali Under 14. Stanno ancora disputando, per effetto di questo pareggio, questa partita l'Empoli e l'Asiago. Si riprende signori con l'overtime per Empoli Asiago Under 14 finali nazionali italiane. Partita combattutissima, non scevra di qualche polemica, ma direi tutto abbastanza gestito e controllato. Vi ricordo che nell'overtime si disputa 3 contro 3. Abbiamo l'Empoli in contropiede che tenta di gestire il disco in questa fase. .87 in contropiede veloce, tenta un tiro sotto porta, non riesce. Adesso il pack passa ai ragazzi dell'Asiago, ma viene rintercettato dal numero 87 che dietro porta, si porta dietro porta e tenta di gestire il tutto. Un overtime di 5 minuti. Si stanno assiepando ai bordi del campo tutte le squadre che stanno arrivando per proseguire la giornata e tutti che stanno ovviamente abbiamo anche un po' di movimento e di polemica qui dove il gioco sta troppo fermo. Ma che cazzo sta facendo? Sembra embriagato. Probabilmente il disco è stato troppo fermo e la gestione, come sapete che il disco non deve stare fermo. Abbiamo un bel servizio 10 su 9 che ha tentato l'1-2 per cercare di bucare la porta dell'Empoli. Al momento un'azione che non è riuscita. Vedo già
comunque un aumento degli spettatori sugli spalti, la giornata si sta accendendo. Abbiamo un contropiede del numero 87 verso la porta dell'Asiago che sta cercando i suoi compagni, ma gli ruba letteralmente il disco il numero 10. Il numero 10 che controlla il disco, cerca il 4 il servizio, ma sbaglia il passaggio e il 13 ne approfitta subito. Sempre pronto e reattivo. Di nuovo il 13 che intercetta il tentativo di contropiede da parte dell'Asiago, respinge il portiere dell'Asiago, un rotolamento di disco poco inquietante, diciamo così. Siamo di nuovo in una fase abbastanza critica di questo gioco. Manovra un po' pericolosa dell'87 davanti alla propria porta, che gli è andata bene, ma non gli concede un grande spazio, risale, non trova nessuno, sbagliano il passaggio, la lucidità comincia e l'ossigeno comincia a calare. Direi che gli atleti sono belli che provati, oltre che tesi, ovviamente. Perde il disco il numero 22, assist di 10 su 4 e abbiamo l'Asiago che con questo 1-2 chiude la partita di 4-3 a praticamente 3 minuti e 10 secondi dall'inizio dell'overtime. L'occasione sicuramente una partita molto combattuta, ben combattuta, e fino all'ultimo, come avete visto, le squadre hanno dato il tutto per tutto. Comunque ripeto il punteggio di questa Under 14. Hai sentito i complimenti a parte di tutti, perché non può che essere così, insomma, direi che va bene. Un saluto dal patinodromo di Legnaro per le nazionali italiane Under 14, che ha visto a questo giro, in questo momento, Asiago 4, Empoli 3.